Emergenza spaccate a Padova, la polizia nella notte ha fermato il presunto responsabile. Si tratta di un cittadino straniero di 40 anni. Olimpiadi invernali del 2026, ieri sera da Buenos Aires l'ufficializzazione da parte del CIO. Cortina Milano tra le candidate, il governatore Luca Zaia si sta scrivendo la storia. Controlli ieri pomeriggio dei vigili del fuoco sul ponte sul tagliamento tra Friuli e Veneto per un sospetto cedimento. Questa mattina invece sopralluogo dei tecnici ANAS nel ponte di Vidorra. Furti e rapine soprattutto ai danni di anziani, sgominata dai carabinieri di Ancona una banda, colpi anche in provincia di Treviso. Alcuni giovani dell'Assemblea Sociale per la Casa hanno occupato questa mattina la sala del Consiglio Comunale di Venezia contro gli sfratti. Il gruppo si è presentato con scatoloni e striscioni. Caso Compiano, smontato in udienza preliminare l'impianto accusatorio. Per il giudice non si trattò di bancarotta fraudolenta ma di una semplice appropriazione indebita. La procura allibiti. Sabato scorso ha cantato in Vaticano davanti a Papa Francesco le emozioni del giovane cantautore trevigiano Emanuele Conte. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque la svolta nelle indagini sulle spaccate, oltre 30 messe a segno nelle ultime settimane ai danni di negozi e bar in centro storico a Padova. Nella notte la polizia ha fermato il presunto responsabile. Proprio pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa in questura a Padova. Seguita per noi da Filippo Fois che ci aggiorna. Buongiorno Filippo, raccontaci tutto. Buongiorno, dunque le indagini sulla serie di spaccate che hanno colpito Padova negli ultimi 2 mesi, ricordiamo che sono state quasi 40, sono arrivate a una svolta. In nottata la polizia ha arrestato un tunisino irregolare in Italia del 1978 che è accusato di gran parte dei colpi che sono stati messi a segno in città in questo ultimo periodo. È stata un'operazione molto lunga, è stato spiegato poco fa in una conferenza stampa che si è tenuta in questura a Padova. Si è giunti all'arrestato con una serie di appostamenti, era seguito da diverso tempo e con il confronto soprattutto tra l'abbigliamento di alcuni soggetti che erano stati ripresi dalla videosorveglianza durante le spaccate e i vestiti che effettivamente poi sono stati trovati nell'abitazione di questa persona. È una persona senza fissa dimora che però si appoggiava in una casa in zona Chiesa Nuova. Si tratta, come detto, di un tunisino del 1978 con una lunghissima serie di reati alle spalle, per i quali è stato anche in carcere, anche delle spaccate che erano state fatte a Padova qualche anno fa. È uscito un paio d'anni fa dal carcere di Padova, nel 2017, l'anno scorso, dove stava scontando una condanna per traffico di stupefacenti. Era stato accompagnato al CERN di Torino per essere espulso, poi per vari motivi è riuscito comunque a rientrare in Italia e a tornare a Padova, che era il luogo in cui si muoveva fino a qualche anno fa. Ulteriori dettagli naturalmente su questa operazione nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale, per ora vi restituisco la linea. Grazie, buon lavoro Filippo Fois. Olimpiadi invernali del 2026, ieri da Buenos Aires l'ufficializzazione da parte del CIO. Cortina Milano tra le 3 candidate ad ospitare i Giochi Olimpici. Un applauso liberatorio, sono le 20:10 ora italiana quando a Buenos Aires la sessione del Comitato Olimpico Internazionale approva le candidature di Cortina Milano, Calgary e Stoccolma come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici invernali del 2026. Una formalità certo, ma ora il sogno diventa ancora più concreto. Si sta scrivendo una pagina di storia, siamo nella short list, è una svolta strepitosa ed emozionante per un'Olimpiade che diventerà endemica per tutta la montagna veneta, non solo per Cortina, le cui ricadute positive avrebbero effetti per decenni. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dopo l'ufficializzazione, avversari difficili, rispettabili ma non insuperabili, aggiunge Zaia, motivo per cui da oggi a settembre 2019, quando sarà decisa l'assegnazione, non dobbiamo sprecare un minuto, lavorare con energia e concentrazione, facendo squadra per centrare l'obiettivo, costruendo un dossier sempre più dettagliato e raffinato, tessendo relazioni positive e dando ai tecnici del CIO la totale collaborazione per le loro visite alle strutture.
Il rapporto sulle tre città è stato sottoposto all'Assemblea dal vicepresidente Juan Antonio Samaranch, il quale ha sottolineato che ci si trova davanti a tre candidature solide in città che hanno strutture efficienti e grande esperienza di organizzazioni di eventi internazionali. Inoltre, ha aggiunto, tutti i progetti sono impostati sulla base delle linee guida delineate nell'Agenda 2020. Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Cortina Giampaolo Ghedina. Grazie al CIO, dice, che ha apprezzato la nostra candidatura, e al CONI, che ha creduto in noi. Ora ci aspettiamo una risposta positiva anche dal governo. Nelle prossime settimane nelle città candidate, dunque anche in Lombardia e Veneto, arriveranno i tecnici del CIO per le ispezioni nelle strutture che dovrebbero ospitare i Giochi Olimpici. Adesso dovremmo avere in collegamento Tiziana Bolognani, che ci aggiorna sui controlli effettuati ieri pomeriggio dai Vigili del Fuoco sul ponte, sul tagliamento ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. A te la linea, Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno. Fortunatamente pare essere rientrato l'allarme sul presunto dissesto statico del ponte sul tagliamento fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dopo le segnalazioni e l'allerta di ieri che ha mobilitato le amministrazioni comunali di Latisana e di San Michele al tagliamento, il sopralluogo di 4 ore, conclusosi nel tardo pomeriggio di ieri, avrebbe scongiurato qualsiasi pericolo di cedimento sia pur parziale del pilone centrale del ponte. L'ANAS, che è l'ente su cui ricade la competenza del ponte, da questa mattina sta eseguendo un intervento su un giunto logoro che deve essere sostituito. Notizia che vi dico deve essere accertata proprio da ANAS, e stiamo attendendo evidentemente ulteriori dettagli su questo particolare. Il traffico non è stato bloccato, sul ponte si transita a senso unico alternato. La polizia locale di San Michele al tagliamento segnala rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco di Udine e di Venezia, con le rispettive squadre di Latisana e di Portogruaro. Per il momento è tutto, a voi. Grazie, buon lavoro a Tiziana Bolognani. Altro sopralluogo questa mattina invece da parte dei tecnici dell'ANAS sul ponte di Vidoro in provincia di Treviso. A Vidoro per noi c'è Lina Paronetto che ci aggiorna su questo sopralluogo. Buongiorno Lina. Sì, buongiorno, da Vidor, o meglio dal ponte che attraversa il Piave. Da questa mattina intorno alle 10 sono cominciati i lavori dei tecnici dell'ANAS e della provincia di Treviso per posizionare sui piloni del ponte, che sappiamo avere più di un secolo ormai, dei sensori per verificare nelle prossime settimane l'elasticità, la staticità e anche il passaggio su questo storico manufatto che sopporta, rispetto all'epoca in cui fu costruito, naturalmente un traffico molto più sostenuto, dei mezzi pesanti in particolare. Naturalmente, procedendo questa mattina su un'unica corsia sul ponte per consentire ai tecnici questo intervento, è davvero visibile, palpabile, insomma, quella che è la mole di traffico che è diversa su questo manufatto. Sul posto anche gli amministratori dei 3 comuni che sono coinvolti direttamente dalla viabilità, insomma, che interessa anche il ponte, non solo Vidor ma anche Pederobba e Valdobbiadene, e da tutti e 3 è arrivato l'auspicio che certo venga messo in sicurezza questo passaggio, ma che la vera svolta per la viabilità di questa zona, lo ricordiamo, siamo nel cuore delle colline del Prosecco, quindi zona molto frequentata, ad alta vocazione anche produttiva, è che naturalmente venga costruito, l'hanno ribadito, il nuovo ponte prima di mettere mano a questo. Possiamo immaginare, anche solo vedendo appunto le immagini delle code questa mattina, cosa possa significare comunque un cantiere, insomma, prolungato in questo punto. Che venga costruito dunque un nuovo attraversamento sul Piave con una viabilità che risolva anche il problema del traffico su Covolo e su Vidor, e quindi vedono positivamente come primo passo questo interessamento, prima della Regione, adesso dell'ANAS, per verificare la situazione. Sanno anche che è proprio sull'onda emotiva della tragedia di Genova che si può in qualche modo ottenere qualcosa che chiedono da anni, per cui c'è fiducia naturalmente da parte degli amministratori. Ulteriori immagini e notizie, insomma, nei servizi come sempre di questa sera, e restituisco la linea da Vidor. Grazie Lina Paronetto. Torniamo alla cronaca. Arrestati dai carabinieri di Ancona 3 italiani di etnia rom che avevano messo a segno una lunga serie di furti ai danni di anziani. In un caso il colpo era sfociato in rapina, la banda aveva agito anche a Treviso.
Una lunga serie di colpi in tutta Italia, si parla di oltre 20 furti, fra le province visitate dalla banda anche Treviso. In manette sono finiti 3 cittadini italiani di etnia rom, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e rapina. I malviventi prendevano di mira soprattutto case dove abitavano anziani, spesso raggirandoli. In un caso il colpo però è sfociato in una rapina. L'attività investigativa condotta dalla stazione dei carabinieri di Numane in provincia di Ancona e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona ha consentito di disarticolare un gruppo criminale della provincia di Roma. Il blitz dei militari dell'Arma alcune ore fa, i carabinieri hanno arrestato i 3 malviventi in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP del Tribunale di Ancona. Omicidio di Isabella 90, ieri la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato le pene stabilite nel processo di primo grado. Dopo 6 ore di Camera di Consiglio, in serata la lettura della sentenza che condanna definitivamente a 30 anni Fratelli Sorgato e a 16 anni e 10 mesi Manuela Cacco. La sentenza è di piena e totale conferma della sentenza di primo grado. Quindi 30 anni per... Quindi 30 anni per Freddy e Deborah e 16 anni e 10 mesi per Manuela Cacco. E l'avvocato Gianmario Balduini, legale della famiglia 90, a comunicare alla folla di giornalisti assiepata dietro la porta dell'aula bunker di Mestre il dispositivo della sentenza arrivata dopo 6 ore di Camera di Consiglio. La Corte d'Assise d'Appello non ha fatto sconti e ha confermato la condanna a 30 anni per i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e a 16 anni e 10 mesi per Manuela Cacco. Il risultato ottenuto dopo mesi e mesi di fatica è veramente eccezionale, cioè c'è stata la conferma e loro hanno reagito in modo veramente freddo, glaciale. Del gennaio 2017 la sentenza di primo grado con rito abbreviato, una vicenda complessa, difficile elencare i punti chiave che hanno portato i giudici a confermare l'impianto accusatorio. Intempestività di alcune dichiarazioni e la contraddittorietà di alcune affermazioni con ciò che è emerso sia stato uno degli elementi che ha orientato il convincimento del giudice. Sempre discordanti le versioni offerte dai 3 imputati mentre le indagini hanno ricostruito l'assassinio di Isabella 90, il cui corpo non è mai stato trovato. È stato dato l'ultimo giro di chiave, il commento del fratello di Isabella. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e questa è la prova. Non è una grande soddisfazione, oggi non è un giorno di festa perché non potrà mai colmare la mancanza di mia sorella. È una semplice soddisfazione che è giusto che ci sia ed è giusto che questi rimangano in carcere dal momento che non sono minimamente pentiti e sono solo dei pericoli fuori. Non ci possiamo mettere una pietra sopra, dice l'ex marito di Isabella. Si sperava in questi mesi di una sorta di pentimento, di quantomeno una traccia per ritrovare il corpo, quantomeno sapere che fine aveva fatto. E invece questo non è fatto. La mamma di Isabella da domenica in ospedale, uno scompenso cardiaco causato da mesi di stress e grande ansia. Per fortuna adesso sta abbastanza bene. Questa mattina protesta in Consiglio Comunale a Venezia, occupato con striscioni e scatoloni per dire no agli sfratti. Ci racconta tutto in diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno da Venezia, ci troviamo proprio in questo momento davanti a Capparsetti, sede del comune, dove questa mattina ci sono stati alcuni attimi di tensione perché una trentina di attivisti dell'Assemblea Sociale Casa hanno occupato la sala del Consiglio Comunale. La manifestazione contro lo spopolamento e l'arroganza delle affittanze turistiche. Venezia vuole vivere, questo si legge in un tweet di Tommaso Cacciari lanciando l'hashtag basta sfratti. Gli attivisti sono entrati nella sala della sede del comune a metà mattina e alle 11 la manifestazione era ancora in corso, dopodiché si è conclusa dopo poco tempo, tutto tranquillamente. È stata definita una manifestazione pacifica, sul posto comunque sono giunti i vigili urbani e anche gli agenti della questura di Venezia, ma alla fine la situazione è sotto controllo. Nell'edizione serale del nostro telegiornale avremo ulteriori dettagli su quanto accaduto, con anche tutte le interviste anche agli attivisti. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie di Ilaria Marchiori e torniamo in provincia di Treviso per parlare del caso Compiano, smontato in udienza preliminare il lavoro della procura. Per il giudice non si trattò di bancarotta fraudolenta ma di una semplice appropriazione indebita. Caso NES, smontato in aula il quadro accusatorio composto in anni di indagini dalla procura a carico di Luigi Compiano. Il giudice Angelo Mascolo ha derubricato l'accusa di bancarotta fraudolenta per i 36 milioni di euro spariti dal caveau della Nord-East Service di Silea ad appropriazione indebita, reato molto meno grave per il quale Compiano andrà a giudizio il 9 maggio prossimo. Assoluzione invece per i 4 membri del CDA finiti a giudizio insieme a lui con l'accusa di aver aggravato il dissesto della NES. Il difensore di Compiano, l'avvocato Piero Barolo, aveva chiesto per il suo assistito il dibattimento per il processo principale a suo carico e il rito abbreviato per i 3 procedimenti per bancarotta semplici legati alle società Assitel, Autocom e Istituto di Vigilanza Compiano, per i quali il giudice invece ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Il procuratore della Repubblica, Michele Dalla Costa, si dice stupito e spiazzato da entrambe le decisioni. C'è certo una delusione, dovremmo leggere le motivazioni delle sentenze, così emotivamente e sapendo del lavoro che era stato fatto, dell'accuratezza con quale questo lavoro era stato fatto, dell'impegno che si era messo nello svolgimento dell'attività di indagine preliminare, evidentemente queste decisioni non le capiamo. Non mi pare che abbiamo dei motivi per cui, come dire, rammaricarci di come abbiamo fatto le indagini. La procura, annuncia Dalla Costa, è pronta a fare ricorso. Non ci stiamo così, vediamo un attimo quali sono le motivazioni. Se, come pensiamo, queste motivazioni non poggiano su basi solide, sicuramente lui all'ufficio valuterà l'opportunità di fare appello. Ci separiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta per ascoltare la testimonianza di un trevigiano che alla ricerca di un posto di lavoro in Trentino in più occasioni si è sentito rispondere: non assumiamo italiani. Io sono stato vittima di razzismo in Trentino Alto Adige, la patria dei nostri fratelli, si può dire perché siamo vicini, sono stato discriminato in quanto italiano. Oriano Agostini ha 53 anni, vive a Musano, una serie di lavori precari che lo portano a cercare un impiego al di fuori dei confini veneti. Armato di curriculum e di tante speranze, parte in auto verso il Trentino. Ho cercato lavoro come stagionale presso il Trentino, un lavoro semplice come spalaneve, lavapiatti, eccetera. Qualcuno si è limitato a ricevere il curriculum liquidandolo con il classico "le faremo sapere". In altri casi invece, signor Agostini, si è sentito dire chiaramente che non mi assumevano perché ero italiano. Perché le hanno detto che non prendevano italiani? Hanno giustificato questo rifiuto? Hanno preconcetti che gli italiani non hanno voglia di lavorare. Un'esperienza che ha toccato nel profondo il 53enne. E in determinate situazioni, quando attraversi una fase delicata e non ti aiuta molto, diciamo che può avere anche ripercussioni a livello psicologico. Non è piacevole sentirsi rifiutati. Oriano Agostini ha deciso di raccontare la sua esperienza dopo aver sentito la denuncia fatta su Facebook da Judith, 20enne di Spinea, che ha raccontato come sarebbe stata rifiutata ad un colloquio per un posto come cameriera a causa del colore della sua pelle. E ora, con l'amaro in bocca, Agostini spiega come il razzismo non riguardi solo i cittadini stranieri. Il razzismo c'è, però è al contrario. E questo è il discorso, che i veri razzisti sono proprio gli italiani che preferiscono gli altri agli indigeni, alle persone del luogo. Questo è il discorso. Questa cosa qua non va bene, il paese così se ne va allo sfascio. Prima ti devi creare un'economia con la tua gente e poi si avanza con gli altri. Restiamo nella Marca trevigiana, ma andiamo a Preganziolo, dove si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini per la presenza di giovani stranieri all'esterno di supermercati e del cimitero che chiedono l'elemosina. Il fenomeno in questi ultimi anni ormai ha delle dimensioni non più sopportabili. Il fenomeno di cui parla Cristian Badina è quello che molti cittadini, soprattutto i più anziani, hanno denunciato al Comitato Preganziol Viva e riguarda la presenza di giovani stranieri che chiedono l'elemosina in diverse zone del territorio comunale. La situazione di disagio sociale che è creata da persone che comunque chiedono l'elemosina
davanti al supermercato o esercizi commerciali. Gli stessi componenti del comitato hanno voluto verificare di persona quanto segnalato dai cittadini di Preganziol, documentando tutto con video e foto scattate all'esterno di supermercati, ma anche del cimitero, dove degli anziani hanno segnalato la presenza, soprattutto nel fine settimana, di un ragazzo. Fa dei lavori di pulizia, trovarsi una persona di fronte che chiede l'elemosina, per quanto sia in stato di necessità, comunque di 20 anni, alta quasi 2 metri, incute un certo timore e si sono sentiti quasi costretti a dare dei soldi. Altra situazione delicata, sempre documentata dal comitato, è quella al CER di Preganziol. Ci sono sempre 8-10 persone, appena si passa con l'automobile, vieni circondato e ti chiedono se è qualcosa da potergli dare. Questa presenza infastidisce, incute timore, va capito, va regolamentata. Di fronte alle tante segnalazioni, il comitato Preganziol Viva ha deciso di rendere note le preoccupazioni dei cittadini. Ci siamo posti delle domande, chiediamo delle risposte al riguardo, chi è responsabile e chi deve provvedere alla sicurezza in questi luoghi. Ma spiega Badin, una soluzione va trovata anche per il bene di questi ragazzi. Riteniamo che questo non sia il modo corretto di aiutarli, perché l'elemosina o l'aiuto economico dell'euro, del carrello del supermercato fuori dal bar non risolve il problema, anzi danneggia questi ragazzi, perché a 20 anni ci vorrebbe un programma di inserimento nel mondo del lavoro. È sempre più concreto l'accordo tra Comune di Padova e Stato per costruire in Vianelli la nuova questura, battendo le palazzine del complesso Serenissima. Il municipio ha acquistato dai proprietari finora i 2/3 degli appartamenti. Continua la campagna acquisti del Comune di Padova in via Anelli. Altri 33 mini appartamenti del complesso Serenissima sono diventati di proprietà di Palazzo Moroni. Il Comune ha fino ad oggi acquistato 91 unità delle 145 esistenti, messe in vendita a circa 30.000 euro, garage compreso. Al posto delle palazzine, simbolo per anni del degrado abitativo cittadino, sorgerà la nuova questura. Approvata in giunta una nuova delibera che riguarda il contatto con gli ultimi proprietari non ancora coinvolti nella mediazione. Si tratta degli ultimi 54 appartamenti che dovranno essere acquistati entro la fine del 2018. E adesso le emozioni del giovane cantautore trevigiano Emanuele Conte, che sabato scorso ha cantato in Vaticano davanti a Papa Francesco. E corro, corro, corre, arrivo davanti alla tua porta e non importa se ho il fiato rotto, vedo il tuo viso. 20 anni e tanta grinta. Ce ne vuole per cantare davanti a una platea che oltre a 5.000 giovani vede come ascoltatore principale Papa Francesco. Tanto più se ciò che canti è una tua creazione. Ma Emanuele Conte, giovane cantautore trevigiano di Povegliano, nonostante l'anagrafe, ha già esperienze e doti dalla sua parte. Sabato scorso in Vaticano, sul palco dell'appuntamento Noi per Unici Solidali Creativi, momento clou del Sinodo dei Giovani, ha dato tutto con la sua chitarra. È stata veramente l'occasione più importante della mia vita, innanzitutto perché mi sono sentito veramente fortunato ad essere stato chiamato in un contesto così bello davanti a queste 5.000 persone, davanti a Papa Francesco. E già questo per me è stato un regalo enorme. Passione per la musica fin dall'asilo, poi lo studio, i concerti, la band Oltre l'Eden. Bruciare le tappe a 20 anni con il sogno di sfondare. Ho tutto è la canzone che ha scritto e interpretato davanti al Santo Padre, ispirata alla storia della beata Chiara Luce Badano. L'esibizione in sé è stata accompagnata da attimi prima di entrare nel palco di estrema emozione, di un'emozione che non mi bloccava le corde vocali o mi impediva di rendere al massimo, anzi mi ha aiutato a trasmettere e ad addentrarmi ancora di più in ciò che io stesso avevo scritto. E corro, corro, corre, arrivo davanti alla tua porta e non importa se ho il fiato rotto, vedo il tuo viso. Prima di
lasciarvi ad ore 13, vi ricordo che a grande richiesta da parte dei nostri telespettatori domani sera alle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda nuovamente lo speciale dedicato al Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre 1963. Interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Appuntamento dunque alle 21:15 domani sera. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Ben ritrovati al meteo. La giornata di mercoledì 10 ottobre sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura sparsa. Non sono attesi fenomeni degni di nota, salvo per isolati piovaschi sulle aree del Garda. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 21 e 25 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi praticamente su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi gradevoli oscillanti tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, soprattutto al mattino, quando sarà ampiamente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio non si esclude qualche occasionale piovasco sui settori meridionali della nostra regione, ma migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.